Buonasera e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. Accoltella la moglie e poi chiama i carabinieri. La coppia era originaria di Agrigento e si era trasferita da poco in Piemonte per motivi di lavoro. Casa bruciata, cani uccisi e alberi d'ulivo abbattuti. Intimidazione della mafia dei Pascoli e un imprenditore agricolo di Santa Maria di Licodia. Studente disabile, aggredito e picchiato con una chiave inglese da due coetanei fuori da una scuola. Bagheria, forse una spedizione punitiva. A Messina si è riunito il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza dopo la rissa tra ragazzini a Villa Dante, aumentata la sorveglianza nella zona. Crisi idrica in Sicilia, Caltanissetta e San Cataldo si aggiungono alla lunga lista dei comuni dell'isola rimasti senza acqua. Catania, non posso vivere con l'estintore in mano. A TG Sicilia una donna che abita in via Calliope con la casa circondata da cumuli di spazzatura che periodicamente vengono incendiati. Oggi giornata mondiale dell'alimentazione, occhi puntati sulle abitudini dei giovani che spesso saltano la prima colazione e vanno pazzi invece per snack e cibi proteici. Ancora buonasera, apriamo il nostro telegiornale con l'ennesimo femminicidio. Patrizia Russo, 53 anni, di Agrigento, è l'ennesima vittima, era una insegnante di sostegno, lavorava al nord in Piemonte, la donna è stata accoltellata dal marito che poi si è costituito ai carabinieri. Davide Sardo. L'ha uccisa mentre lei dormiva prima dell'alba, colpendola più volte con un coltello da cucina. Poi si è cambiato senza però nascondere gli indumenti imbrattati di sangue. È rimasto in casa e ha chiamato il 112. «Venite, ho ucciso mia moglie», ha detto al telefono. E i carabinieri sono accorsi col 118, ma ormai per la donna non c'era altro da fare che constatarne il decesso. Il corpo di Patrizia Russo era lì, nella camera da letto, senza vita. L'ennesimo femminicidio si è consumato attorno alle 5 a Solero, un piccolo paese a nemmeno 10 km da Alessandria. Entrambi di Agrigento si erano trasferiti in Piemonte per motivi di lavoro. Nella città dei Templi la coppia era molto conosciuta. Se io volessi prendere per esempio una coppia affiatata avrei preso sicuramente loro. Sempre insieme mi aiutavano nelle pulizie delle spiagge, nella raccolta dei rifiuti, nel raccogliere i frutti dagli alberi, sempre insieme e sempre dedicato all'ambiente e all'agricoltura. Giovanni Salamone ha ucciso la moglie senza lasciarle scampo. Dai primi rilievi Patrizia Russo avrebbe cercato di girarsi su un fianco e di proteggersi, ma lui ha continuato a colpire. Per Salamone il sostituto procuratore Andrea Trucano ha disposto il fermo per omicidio volontario aggravato. Depresso da qualche giorno, ma non in cura o sotto terapia, Salamone ha collaborato con gli investigatori fornendo una propria versione dei fatti. Non sa capacitarsi di quanto accaduto, non ci sarebbe stata alcuna lite. Gli investigatori hanno ascoltato anche i due figli che però non vivono nell'Alessandrino. La coppia era arrivata a Solero circa un anno fa. Gli bruciano la casa, gli ammazzano i cani, gli tagliano gli alberi di ulivo, atti intimidatori nei confronti di un imprenditore agricolo di Santa Maria di Licodia, ma lui non si arrende, dice: questa è la mia terra, io non me ne vado. Lorena Dolci. Lo shock principale è, oltre all'incendio, è trovare il cane che era chiuso in un recinto. L'aggravante è che è chiuso in un recinto che non ti può aggredire, ed è un cane docile perché era un cane usato per la pet therapy di mio figlio che è un ragazzo autistico. La ferocia sui cani, la casa data alle fiamme nelle campagne di Santa Maria di Licodia, gli alberi d'ulivo abbattuti con una motosega e colpi d'arma da fuoco esplosi in diversi punti della sua azienda. I carabinieri hanno trovato 15 cartucce, una violenza inaudita e che Nino Scarcipino non si sa spiegare. La cosa che strana è questa, che non ho avuto nessuna richiesta né prima e né ora. Nessuno mi ha mai mandato un messaggio di dire: sai, vogliamo questo. Forse sono scomodo perché io lì mi batto per la legalità, per l'acqua che arriva sporca di fognatura, per la spazzatura che c'è per strada. Forse sono rimasto l'unico. Quei 4 che la mattina mi salutavano ultimamente mi hanno girato anche le spalle dei vicini. Il giorno dopo la denuncia il secondo attentato. Nino trova le saie rotte, il terreno allagato. Lui e la sua famiglia, chi gli sta vicino, si rimboccano le maniche. In quei 11 ettari di terreno, oltre a produrre oli e ortaggi, voleva creare una fattoria sociale per bambini disabili, un sogno che non si vuole fare rubare. Ma io di andare avanti, lei da 3 anni è diventata l'unica fonte di reddito per me.
per me, per la mia famiglia. Io da dove mi sposto? Dove me ne vado? Io là ci sono nato. Prima di me c'è stato mio papà, prima di me di mio papà c'è stato mio nonno. Noi siamo lì da più di un secolo. Dove me ne vado io? Dove vado? Quella è la mia terra. Io non mi sposto da lì. Adesso cambiamo argomento: uno studente disabile aggredito e picchiato da 2 coetanei fuori dalla scuola a Bagheria. L'ipotesi è quella della spedizione punitiva. Il 15enne sarebbe stato colpito con una chiave inglese. Il servizio è di Marco Gullà. Una storia di violenza marcia che arriva da Bagheria, in provincia di Palermo. Vittima un ragazzino disabile di 15 anni, accerchiato e picchiato da 2 coetanei all'uscita da scuola, probabilmente al termine di una vera e propria spedizione punitiva. Tutto nasce da un diverbio tra 2 giovani sfociato nel ferimento a un braccio di uno dei contendenti. La preside dell'istituto convoca un'assemblea per sedare gli animi e riportare la calma, ma non è così. Lunedì scorso 2 ragazzini col volto coperto hanno atteso fuori il coetaneo disabile che aveva colpito uno dei 2 e lo hanno circondato e poi picchiato con l'utilizzo di una chiave inglese. Anche calci e pugni alla vittima, che è finita al pronto soccorso dell'ospedale civico di Palermo con ferite al volto guaribili in 10 giorni. I sospetti sono caduti su 2 coetanei che nelle ultime settimane avrebbero anche bullizzato il 15enne, descritto da tutti come un bravo ragazzo che eccelle nello sport ed è molto rispettoso. A Bagheria non è mai successo una cosa del genere, dice un residente del paese in provincia di Palermo. Questi episodi sono deprecabili e dovrebbero far riflettere tutta la città. Adesso parliamo ancora di risse tra giovanissimi, tra ragazzine in questo caso. Una rissa immortalata dagli smartphone a Messina. Oggi questo è stato uno dei motivi. Si è riunito in prefettura il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza proprio sull'episodio. Francesco Triolo. Più controlli, telecamere di videosorveglianza collegate con le sale operative delle forze dell'ordine, agenti a piedi e controlli mirati. E quanto ha disposto a Messina il prefetto al termine della riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza convocato d'urgenza dopo l'episodio della lite tra ragazzine a Villa Dante. L'incontro è servito a valutare la sicurezza all'interno del parco, ma si è fatto un approfondimento anche su quella nel capoluogo peloritano. Il prefetto ha quindi disposto una intensificazione della vigilanza nell'ambito del piano di controllo coordinato del territorio per i servizi di ordine e sicurezza. La rissa tra le ragazzine immortalata dagli smartphone fa discutere per la violenza con cui è stata aggredita una delle giovani e ha riacceso il tema della sicurezza. Indubbiamente un po' di preoccupazione c'è, ma nella misura in cui alcuni episodi si possono verificare a Villa Dante, ma si possono verificare e si verificano anche all'esterno della villa, si verificano in città. Intanto sono in corso le indagini per capire cosa sia realmente accaduto. La Polizia Municipale sta visionando le immagini delle videocamere di sorveglianza della villa e il video incriminato per ricostruire i contorni di cosa sia accaduto effettivamente. Messina non è un caso isolato. Il centro di Palermo, di nuovo teatro di sconcertanti violenze. Un branco di giovanissimi, quasi tutti minorenni, comprese 2 ragazzine, si scatena in 2 rapine in pochi minuti e a pochi passi di distanza. Pronta però la reazione dei carabinieri che li ammanettano tutti. Manlio Viola. Ancora bande di ragazzini violente seminano scompiglio nel centro di Palermo, ma stavolta il gruppo è stato individuato e fermato dai carabinieri dopo una doppia aggressione avvenuta nel giro di qualche centinaio di metri fra via Macheda e via Divisi. Quello che colpisce è proprio la giovane età degli aggressori, tutti sotto i 18 anni tranne uno, 2 erano ragazzine. Protagonisti un gruppo di 5 giovani, come detto, un 19enne e 4 minorenni, fra cui 2 ragazze che prima hanno aggredito 2 turisti settantenni tentando di scippare loro borsa e cellulari. I 2 però hanno reagito cogliendo di sorpresa la piccola banda che si è data alla fuga quando ha capito che erano stati chiamati i carabinieri. Ma non contenti, i 5 avrebbero aggredito poco distante un 20enne, accerchiato e malmenato fino a procurargli la frattura del setto nasale per portargli via cellulare e occhiali da vista. Un'ulteriore aggressione che ha dato il tempo ai carabinieri della stazione di Piazza Marina di raggiungere i 5 per arrestarli nella semiflagranza del reato. Le 3 vittime in caserma hanno presentato denuncia e riconosciuto i loro aggressori. Le dichiarazioni sono anche state confermate dalle immagini degli impianti di videosorveglianza della zona. Gli arresti sono stati convalidati dai competenti tribunali. Ai 4 minorenni, su richiesta della procura, è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere. Lo studente vittima della rapina è stato medicato all'ospedale civico di Palermo e dimesso con una prognosi di 30 giorni.
Restiamo a Palermo, parliamo della retata antidroga di ieri allo Sperone, che ha messo in luce la drammatica situazione di un quartiere che chiede adesso attenzione per le nuove generazioni, ma è contemporaneamente il centro di produzione e spaccio di droga più grande della città. Marco Gullà in questo servizio ne ha parlato con il prete del quartiere, che è Don Di Marzo. Una nuova retata, è un segnale di malessere questo del quartiere Sperone? È un momento di dolore innanzitutto, perché chiaramente si capisce che c'è ancora una piaga che non si riesce a risolvere in questo quartiere. Siamo certi che si riduce il problema sempre più, nel senso che tante famiglie capiscono il danno che fanno con lo spaccio, ma questo dolore che continua a vivere il quartiere nasce da un disagio economico non indifferente, da una mancanza di alternative che dobbiamo dare. Cosa occorre per un cambio di passo del quartiere Sperone, Don Ugo? Gli stessi coinvolti nelle retate, non quest'ultime chiaramente, ma parlo di quelle dei mesi scorsi, degli anni scorsi, spesso hanno cambiato vita, spesso hanno chiesto per i figli una vita diversa, spesso la chiedevano anche quando spacciavano. Questo ci fa comprendere che serve un investimento nelle giovani generazioni, nella formazione, nella loro tutela, nella loro cura, che non significa pensare a chissà quali strutture, ma semplicemente accompagnare il quotidiano. È preoccupato però per l'alto consumo di crack che ormai ha sdoganato praticamente ogni frontiera, ogni quartiere. Prima era soltanto in una determinata fascia della città, adesso insomma è dovunque. Il consumo di crack qui è relativo, qua si vende, qua è molto più grave il problema. Quello che qua spaventa la quantità di merce che viene venduta per tutta Palermo e provincia. Questo è il dramma di questo quartiere. Gli utilizzatori sono veramente pochi e vengono da fuori quartiere spesso, non sono quelli che abitano qui, quelli che usano il crack. Qua il dramma è vedere una produzione continua per Palermo e per tutta la provincia. Mettiamo da parte per un momento la violenza e occupiamoci della crisi idrica in Sicilia, dove continua a non piovere e dove continuano a guastarsi parti tecniche importanti della rete che fornisce l'acqua ai cittadini. Adesso tocca anche ai comuni di Caltanissetta e San Cataldo, il servizio di Eva Spampinato. Caltanissetta e San Cataldo si aggiungono alla lunga lista dei comuni siciliani rimasti senza acqua. E se è ormai accertata la principale causa della crisi idrica nell'isola, ovvero l'assenza di piogge o quantomeno di piogge significative, è altrettanto acclarata l'esistenza di una rete idrica colabrodo, l'inesistenza di manutenzione e l'approssimazione della programmazione, come denuncia la CGIL che punta i riflettori sugli invasi. L'ARPA ne monitora 29, ma il Registro Nazionale ne conta 46 in 8 province. Di questi 10 hanno limitazioni, 4 sono fuori esercizio e tante le incompiute. Si stima che su una capacità totale di 1,1 milioni di metri cubi di acqua, gli invasi potrebbero arrivare a contenerne solo 700 milioni, ha evidenziato Gabriella Messina, segretaria confederale CGIL Sicilia. Caltanissetta si è aggiunta alla lista, dicevamo. Sicilia Acqua ha comunicato che è andato in disservizio il sistema di presa ausiliario con zattere galleggianti presso l'invaso Ancipa a causa di un guasto lungo la linea che oltrepassa il parametro della diga. E mentre prova a risolvere la situazione, Caltacqua ha dovuto interrompere la distribuzione idrica nei comuni di Caltanissetta e San Cataldo perché a sua volta non ha ricevuto le risorse idriche dal gestore sovrambito. In Sicilia va dispersa più della metà dell'acqua disponibile, il 51,6%, chiosa la CGIL Sicilia, che chiede un nuovo modello di governance per realizzare importanti opere infrastrutturali e interventi su reti, dighe e corsi d'acqua. La crisi idrica in Sicilia approda anche alla Camera e in risposta al ministro Musumeci, che ha parlato durante il question time di oggi, la Regione precisa che tramite l'ufficio del commissario delegato all'emergenza ha già avviato da tempo la seconda fase del processo per affrontare la crisi idrica in Sicilia. Trasmessa la proposta del secondo piano di interventi che include oltre 130 progetti elaborati in risposta alle richieste pervenute da ATI, gestori idrici e dai comuni. Si tratta di oltre 200 interventi di riparazione e acquisto di autobotti per i comuni per oltre 8 milioni di euro. Adesso parliamo dell'hacker siciliano arrestato, era riuscito a ottenere le password, pensate, di 46 magistrati tra Firenze, Perugia e Torino, inclusi i procuratori che adesso insomma si ribellano, hanno anche un po' paura. La procura di Napoli ha chiesto la conferma della sua detenzione. Gerri Italia.
Era un fantasma nel mondo digitale, invisibile ma presente, capace di insinuarsi tra i segreti più protetti della giustizia italiana. Carmelo Miano, giovane hacker gelese, arrestato 2 settimane fa, continua ad essere al centro di un'inchiesta che ha scosso le fondamenta del sistema giudiziario. In possesso di ben 46 password appartenenti a magistrati di alto profilo, tra cui procuratori di Firenze e Perugia, Miano ha messo a segno un'incredibile incursione informatica spingendosi fino ai server del Ministero della Giustizia. Per anni è riuscito a operare nell'ombra, navigando tra i meandri del dark web, dove si compra e si vende di tutto, dalle droghe alle armi, dai documenti falsi ai segreti più inconfessabili. Era in grado di entrare nei sistemi delle procure di Palermo, Gela, Roma, lasciando dietro di sé solo tracce digitali quasi impercettibili. Ma il suo obiettivo principale non era solo la curiosità. Miano cercava informazioni sui procedimenti penali che lo riguardavano direttamente, coinvolgendo persino un poliziotto a lui vicino. Le sue operazioni erano ben più di semplici intrusioni. I dati trafugati finivano in una cartella nascosta all'interno degli archivi centrali della Direzione Generale dei Sistemi Informatici del Ministero, proprio nel cuore di Napoli, dove ogni giorno transitano fascicoli segreti, comunicazioni riservate e documenti giudiziari di massima sicurezza. Oggi la Procura di Napoli ha chiesto la conferma della sua detenzione in carcere mentre il giovane hacker attende il verdetto, ma la sua vicenda potrebbe essere solo l'inizio di una lunga storia di violazioni che potrebbe ancora riservare nuovi colpi di scena. Ascoltate questa storia che arriva da San Vito Lo Capo. Un 17enne ha preparato dei biscotti utilizzando stupefacenti e li ha offerti alla mamma, che ne ha mangiati 2, ma è stata poi ricoverata per i forti dolori nell'ospedale Sant'Antonio di Trapani. Il giovane è stato arrestato dai carabinieri di San Vito Lo Capo per spaccio di sostanze stupefacenti. Nell'abitazione poi durante i controlli sono stati trovati hashish, ketamina, 220 grammi di droghe sintetiche e vari sacchetti di biscotti stupefacenti appena sfornati. A Catania nasce una collaborazione tra Questura Comune e Autorità Portuale per tutelare i crocieristi che arrivano a migliaia ogni mese in città. È andata per noi Simona Mazzone. Maggiore sicurezza per i crocieristi che sbarcano al porto di Catania e che spesso sono oggetto di aggressioni a scopo di rapina da parte di malviventi. Si intensificano i controlli di polizia e vigili urbani nell'ambito di una rete di interventi messa in piedi tra Questura, Comune di Catania, Autorità Portuale e Terminal Crociere. Cercare di prevenire i reati e di contrastarli quando vengono commessi è assolutamente dovuto, ma quello che va fatto è anche cercare di cambiare una mentalità che porta poi molti a svolgere delle attività che non costituiscono un reato, ma sono delle attività assolutamente illegali. Ecco. I ragazzi della consulta giovanile del comune, una settantina a fasi alterne a titolo gratuito, accoglieranno i turisti. Migliaia arrivano al Terminal Crociere tutti i mesi, accompagnandoli fino al centro storico. Saranno proprio loro che accompagneranno i nostri turisti, quindi i crocieristi che arriveranno a Catania, fino a portarli al centro della città. Questo lo faranno sia fisicamente, quindi muniti di pettorine con la scritta accoglienza e il logo del Comune di Catania, ma anche con l'utilizzo di alcuni QR code che il turista potrà appunto scannerizzare e potrà utilizzare per arrivare fino al centro della città. Non solo i turisti rischiano l'incolumità quando incontrano il soggetto sbagliato, ma anche gli stessi cittadini, come è accaduto 2 notti fa in Viale Libertà, dove una donna in auto con un'altra persona è stata circondata e picchiata da alcuni balordi che poi sono fuggiti. Adesso ci spostiamo a Catania. Non posso vivere con un estintore in mano. A TG Sicilia, una residente di via Calliope, in zona Acquicella, la cui abitazione è circondata da cumuli di rifiuti e spazzatura, ha paura per gli incendi perché alla prima scintilla possono scoppiare appunto i roghi e assediare la propria abitazione dalle fiamme. Tonino De Mana. Convivono con la spazzatura ed è risaputo. Convivono con gli incendi ed è altrettanto risaputo. Fondo Romeo a Catania è il simbolo dell'abbandono e delle periferie dimenticate ed oltraggiate. Le telecamere fortemente volute dall'amministrazione pogliese ci sono, ma a giudicare dalle immagini sono pressoché inutili, non si giustificherebbe altrimenti tale scempio. Chi abita qui o chi lavora qui conosce bene la paura per averla vista in faccia ed ancor peggio sa di vivere sul chi va là, pronto sempre al peggio e pronto a vedersela con ogni tipo di pericolo, dall'Eternit alla
alla diossina, senza contare di trovarsi direttamente circondati dalle fiamme. Esasperata ed arrabbiata, questa signora, che risiede in via Calliope e che da sola ha dovuto fronteggiare le lingue di fuoco che hanno minacciato la sua abitazione, danneggiando l'area circostante e bruciando parte di quest'albero. Viviamo in mezzo alla spazzatura, in mezzo ai topi, non si può vivere più così. L'albero ha preso a fuoco, le fiamme sono salite fino a sopra. Cioè, sindaco, lei ci deve aiutare, non possiamo vivere più così, in mezzo al panico, la gente arriva, butta la spazzatura dappertutto, non si può vivere più così. Noi abbiamo bisogno del suo aiuto, del suo intervento. Non posso vivere così, con l'estintore a casa. Non solo abitazioni, da queste parti ci sono fabbriche e depositi con materiali altamente infiammabili. Basta poco per scatenare l'inferno. Prima della pausa vi diamo una notizia appena battuta dalle agenzie. Si chiude con la condanna il processo di primo grado celebrato con rito abbreviato del cosiddetto sistema sanità, con l'ex deputato regionale Antonio Catalfamo coinvolto in vicende relative all'ospedale Papardo di Messina. Il GIP Ornella Pastore lo ha condannato a 5 anni e 4 mesi, 5 anni e 8 mesi per la dirigente medico Francesca Paratore. Le intercettazioni della Guardia di Finanza hanno svelato tentativi di condizionare nomine e incarichi all'ospedale. Catalfamo, nello specifico, si sarebbe adoperato per ottenere un incarico, mentre ad altri proponeva accordi politici in cambio di incarichi presso la struttura pubblica. Altri 2 imputati, Daniele Caruso e Giuseppe Arena, hanno invece patteggiato la pena di 10 mesi, pena sospesa. Il concorso con Paratore avrebbero attestato che Arena aveva effettuato un tampone di prelievo per l'accertamento del coronavirus e anche l'esito, quando in realtà, secondo l'accusa, l'esame non sarebbe mai avvenuto. Adesso ci fermiamo per una piccola pausa, poi lo sport. Bentrovati, oggi è la giornata mondiale dell'alimentazione, un'occasione giusta per dare un'occhiata anche alle abitudini alimentari non esemplari dei giovani, che saltano spesso la prima colazione, adorano gli snack e vanno pazzi per i cibi proteici. Ci racconta tutto Desiree Ferlito. 16 ottobre, giornata mondiale dell'alimentazione, istituita dalla FAO per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla fame nel mondo e promuovere un'alimentazione corretta. Il tema comprende l'importanza di un cibo di qualità che diviene strumento di prevenzione e salute a partire dall'infanzia e dalla complicatissima adolescenza. Saltano la prima colazione, adorano gli snack, soprattutto fuori orario, e riconoscono come pasto principale la cena. Questo è l'identikit dei giovanissimi e il loro rapporto con il cibo. Siamo abituati male a molte schifezze. Merendine, quindi che posso dire, briochine, la Nutella, la cioccolata. Io mangio sempre, sia quando ho fame che quando non ho fame. Proprio anche mentre studio, che ne so, le patatine, queste cose così. Ma sono moltissime le abitudini degli adolescenti in tema di cibo. Ad esempio, gestire il peso significa restrizioni caloriche e saltare i pasti vuol dire dimagrire. No, secondo me è sbagliato saltare i pasti per dimagrire. A volte mi capita per mancanza di tempo, però in realtà credo che per dimagrire bisogna seguire un'alimentazione sana. E se si parla di giovanissimi e cibo, non si può non parlare di proteinomania. Barrette, yogurt, biscotti, ma anche pasta e bevande. Le mangio perché mi piacciono, ma non perché siano proteiche o cose del genere. Ogni tanto la barretta la uso. Piuttosto è meglio di avere un rapporto proteico in un piano alimentare fatto da una professionista come un nutrizionista o dietologo. E adesso ci occupiamo di calcio. Il Catania, che cerca conferme sul campo del Foggia, punta alla terza vittoria stagionale. Lontano dal Massimino si avvicina il rientro di De Rose, il servizio di Tonino De Mana. Dalla sconfitta di Giuliano è un Catania che ha cambiato marcia, tanto da portarsi a -2 dalla vetta, virtualmente a -1 se si considera la penalizzazione in classifica. Le avversità di inizio campionato sembra abbiano forgiato il gruppo di Toscano, con i tifosi che gradiscono, oltre alle trame di gioco, anche il carattere dei rossazzurri, fatti ad immagine e somiglianza del tecnico. Il 2-0 all'Altamura, griffato Carpani ed Inglese, ha ormai lanciato in orbita il Catania, che si presenterà a Foggia con le credenziali di chi punta alla promozione
promozione diretta e sarà proprio il terreno dello Zaccheria a fornire le risposte giuste al cospetto di un avversario dal rendimento altalenante ma comunque insidioso, specie davanti al pubblico amico. Dopo le vittorie in fotocopia nel punteggio 3-1 contro Juventus Next Gen e Casertana, il Catania non vuole fermarsi e può contare su una difesa solida che ha pure ritrovato una pedina affidabile che risponde al nome di Gherardi. Fantasia ed imprevedibilità sono invece garantite da Carpani e Gimenez, mentre in avanti inizia a farsi sentire il peso di Inglese, un elemento che ha sempre avuto un buon feeling con il gol. E buone notizie arrivano dall'infermeria, visto che sembra imminente il rientro di De Rose, che sta forzando i tempi, tanto da poter sperare in una convocazione per la sfida di domenica pomeriggio contro i pugliesi. Il nostro telegiornale finisce qui, vi ringraziamo per averci seguito, vi auguriamo un buon proseguimento di serata a tutti.